Una vite dopo l'altra, dalla grande cassa arrivata dalla Nuova Zelanda, ecco comparire, quando il coperchio si solleva, le ninfee 1914-1917 di Claude Monet, in prestito dal Museo Americano di Toledo. È un'operazione a cui difficilmente si assiste dal vivo, quella che Marco Goldin, curatore della mostra da Picasso a Van Gogh, in allestimento al Museo di Santa Caterina, ha aperto alla stampa a meno di 2 settimane dall'inaugurazione dell'esposizione. Alcune delle opere simbolo della mostra evento stanno già trovando la loro collocazione negli spazi svuotati e rivisitati di Santa Caterina, dalla strada di montagna di Tahiti di Paul Gauguin al viale a Chantilly di Paul Cézanne, sala in cui troverà posto anche il campo di grano commietitore di Vincent van Gogh. Il percorso che accompagnerà il visitatore inizia a delinearsi fino all'ampia sala che accoglie il pubblico con la vista sull'oceano di Richard Diebenkorn e una delle ultime rappresentazioni di Monet dello stagno di Giverny. È un'emozione ogni volta nuova, anche perché ogni mostra è una storia a sé, una storia a parte, per cui questa mostra lo è, ed è bello comunque poter essere davanti, come in questo caso, ad una straordinaria e così vasta ninfea di Monet, ma per me per esempio anche avere potuto rivedere dopo tanti anni, da quando ero stato al Museo di Toledo, la grande tela di Diebenkorn che aprirà la mostra. Insomma è veramente un'emozione nuova e credo che non ci si stanchi mai di viverle. Nei prossimi giorni arriveranno dagli Stati Uniti dipinti in esclusiva per la mostra a Santa Caterina, da Opera a Fontaine-Latour, da Sisley a Courbet. Apertura al pubblico il 15 novembre, in prevendita si stanno raggiungendo i numeri che Marco Goldin si era prefissato. Siamo già arrivati a oltre 25.000 e credo che quello che avevo immaginato, pensato di raggiungere le 30.000 prevendite nel momento della inaugurazione della mostra, credo che si possa assolutamente avverare. C'è naturalmente nell'approssimarsi della inaugurazione c'è un entusiasmo sempre maggiore e credo che continuerà così. Le sensazioni sono molto buone.